una bellissima statua di Gesù bambino di Praga. Gesù è bambino, ma in tutto il mondo è celebrato, amato, conosciuto per tutti i suoi miracoli. Ecco perché ho scelto per voi questa vostra festa che possa durare in eterno. Quando si cammina con Gesù non sbagliamo mai. Potevo scegliere un altro santo, per me il santo dei santi è sempre Gesù. È un vostro coetaneo in questo momento, piccolo come voi. A lui voi farete grande onore. Adesso leggerò brevemente la storia di questo bambinello. Questa devozione ebbe origine nei cuori di Santa Teresa d'Avila, una grandissima santa, e di San Giovanni della Croce, che la trasmisero all'ordine carmelitano come tesoro spirituale. Nel 1628 essa prese nuovo vigore nel Carmelo di Praga, appena fondato. I carmelitani incominciarono a venerare nella loro cappella la statuetta del bambino Gesù, dono della principessa Polissena, ricordando le parole del Vangelo: se non diventerete come uno di questi bambini, non entrerete nel regno di Dio. E stamattina ci siamo soffermati proprio sulle bellissime parole che Gesù ha rivolto ai bambini. Da quel momento in poi molti benefici e grazie ricevuti indussero migliaia di persone a venerare quella statuetta del bambino Gesù. Nel 1889 padre Leopoldo Beccaro, che come missionario aveva diffuso la devozione al bambino Gesù di Praga nel Kerala, India del Sud, fondò il convento carmelitano di Arenzano, vicino a Genova, in Italia. Il bambino Gesù di Praga vi fu venerato in una cappella fino al 1905, quando si iniziò la costruzione dello splendido e famoso santuario, dovuta alla sempre crescente devozione al bambino Gesù. Santa Teresa di Lisieux venerò la statua del bambino Gesù di Praga posta al di sopra del tabernacolo nella cappella del noviziato. Santa Teresa Benedetta Edith Stein visitò la chiesa del Santissimo Bambino Gesù a Praga ed ebbe per lui una grande devozione. Ma c'è qualcosa che manca. Durante il periodo antireligioso, anticlericale, questa statuetta, mi pare da comunista, non so da chi, fu presa, buttata in uno scantinato, mutilata. Poi fu ritrovata e restituita al suo splendore. Ma perché celebrare Gesù bambino? Lo vorrei chiedere a voi. Perché? Cosa avete da dire a lui? Niente? Io riesco appena a parlare stasera. Aiutatemi voi. Avete qualcosa da dire a lui? Quando mai? Niente da dire? Niente da dire? Peggio di me stasera, benissimo. Allora, perché ho voluto dedicare questa festa a voi? Mi interessa iniziare con voi, perché con voi innanzitutto si può costruire una nuova civiltà qui a Zerfalì. Voi siete, come disse stamattina, il futuro di questa parrocchia. Se voi sarete fedeli insieme ai vostri genitori che vi aiuteranno, allora potremo fare insieme grandi e belle cose. È importante oggi più che mai capire e scoprire Gesù. Lo disse stamattina, ieri sera lo ribadirò sempre. È inutile parlare ai profeti
di politici, di cantanti, quando stiamo perdendo Gesù. Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna. Signore, da chi andremo? Sono le espressioni che usò Simon Pietro, il grande pescatore, che poi diventò il primo Papa. Con Gesù noi abbiamo paura? E senza Gesù possiamo aver paura? Perché c'è il rischio di avere paura? La paura significa quel male che sta aumentando in questo mondo. Notate, TV, stampa e radio parlano sempre di brutte notizie. Gesù ci protegge. Qui c'è scritto: più voi mi onorerete, più io vi favorirò. Ed è miracolosissimo questo bambino Gesù. Affidatevi a Lui. Confidate in Lui, chiedete a Lui tutto quello che volete, vedrete che voi darete grande impulso e novità a questa nostra amata comunità. I giovani, ahimè, sono i grandi assenti, ma speriamo che come le pecorelle, o meglio con la spandita, possano tornare, ma si sente? Possano tornare all'ovile. Quello che mi interessa, notate se avete fatto caso a una presenza stasera, anche delle presenze un po' particolari, vediamo un pochino se me ne sapete descrivere. Chi c'è a fianco a voi? Chi c'è? Il sindaco. Perché c'è il sindaco stasera? E poi là chi ci sono? Questo cosa vuol dire? Che la festa è molto importante. E la presenza del sindaco ci rende grande onore, a poi soprattutto, e notate, ha la fascia tricolore, che è il segno, il simbolo dell'unità d'Italia. C'è bisogno di essere uniti. C'è. Pazienza. Ho mal di gola, non sto facendo mal di gola. Una bugia, ma è così. Allora, la presenza, dicevo, è importante, ma perché il sindaco, di tutti e di ciascuno, è il sindaco. Sono i confratelli, ma esprimono veramente, dicevo, a sottolineare l'importanza per voi. Vi vogliono bene, vi aiuteranno sempre. E questo è importantissimo. Noi li ringraziamo fin da adesso. Ma quello che interessa è che fra qualche istante voi farete delle belle promesse. Spero che non rimangano soltanto promesse di stasera. Avete scelto di diventare che cosa? Cosa vuol dire diventare chierietto o ministrante all'altare di Gesù? Essere bravi a scuola, a casa, venire a messa, ma soprattutto partecipare sempre. Questo è importante. È chiaro, farete più turni. Io non ho fatto in tempo a fare i turni. Pazienza, è da fare non ce l'ho fatta. Li faremo eventualmente o più tardi oppure ci rincontriamo in questi giorni. Adesso non voglio dilungarmi, c'è una mamma che vi chiamerà. Ad uno vi alzate in piedi mettendovi su due file davanti all'altare. C'è una promessa che si farà, la preghiera di benedizione, poi i genitori vi aiuteranno a vestirvi e dopo che vi vestite salite sull'altare. I banchi sono disposti da questa parte e dall'altra. Allora la mamma, sia lodato Gesù Cristo.